La politica che c'è dietro la scelta del vino bianco è molto semplice, ce l'hanno chiesto i produttori, per cui è quello che abbiamo fatto in questi anni, è stato quello di non imporre un qualcosa, ma di far crescere un comparto in maniera unita, e nel momento in cui loro sono convinti di un prodotto, di volerlo presentare, è il momento che noi andiamo a presentarlo. Abbiamo fatto il Pinot Grigio gli anni precedenti, che è il vitigno internazionale DOC di qualità in Friuli Venezia Giulia. È il momento del Pinot Bianco. Lo fanno 2 regioni in Italia, ma il Friuli ha sicuramente una marcia in più. Noi stiamo presentando oggi ancora una volta il Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia vuol dire la terza regione d'Italia per Bibenda 2013. Ci sono 63 aziende presenti, quindi abbiamo vissuto da friulano, Pinot Bianco, tutto quello che è lo Scibia, e non sono molto felice che i nostri allievi, che i nostri soci qui, gli 8.000 associati che sono nella nostra regione, possono oggi godere di questa esperienza, cioè capire bene il Friuli Venezia Giulia da tutti i punti di vista. Un violino è un violino, lo troviamo in tutto il mondo, però noi scegliamo lo spartito e quindi il vitigno non è altro che uno strumento che legge uno spartito. L'unione magica tra lo strumento più adatto a leggere lo spartito si realizza nella fusione tra il vitigno e il territorio. In questo caso il Pinot Bianco, vitigno internazionale, ma che in realtà soltanto in poche zone del mondo trova la sua eccellenza qualitativa, legge un territorio fantastico che è quello del Friuli Venezia Giulia. È una sinergia inscindibile che dà un risultato unico nel suo genere e quindi straordinariamente elegante. Pinot Bianco è un'espressione del nostro territorio dove rappresenta un vitigno molto particolare, piace tantissimo al pubblico comune, ma molto apprezzato dal pubblico, diciamo, di un pubblico più competente, dove apprezza determinate cose, dove riesce a fare anche degli abbinamenti un po' azzardati. Parlavamo prima con i produttori, erano tutti entusiasti di questa grandissima degustazione, dove addirittura sono saltate fuori delle cose veramente molto ma molto interessanti. Il Pinot Bianco è un vino che in Friuli ha trovato veramente un terroir straordinario. Ormai direi è buono perché ha trovato in 150 anni di storia ormai una collocazione talmente simbiontica con l'ambiente che ha sicuramente delle caratteristiche invidiabili che in altre parti forse non ci sono. Il consorzio dei consorzi del Friuli Venezia Giulia ha messo insieme i consorzi e li ha messi insieme con uno scopo, con lo scopo di poter creare un'attività di promozione uguale per tutti, che dia a tutti quanti la possibilità di raccontare le proprie peculiarità. Il consorzio dei consorzi è un punto di unione, non è un punto di divisione ed è soprattutto un momento di sintesi della qualità del Friuli Venezia Giulia. Per il terzo anno consecutivo abbiamo portato i vini del Friuli Venezia Giulia a Roma. Ancora una grande soddisfazione nel presentare il meglio della realtà enologica in questa piazza così importante, in un mondo così vivo dal punto di vista culturale della conoscenza del vino, e questo evidentemente ci ha riempito sicuramente di orgoglio.